Oggi cerchiamo di mostrare come applicare uno dei fattori principali di quella che noi chiamiamo agricoltura conservativa, flessibile, olistica o sinonimo più o meno agricoltura rigenerativa, che è il termine più usato nell'ambito del progetto LENS, che è parte di questa giornata in campo. Uno dei punti importanti per raggiungere gli obiettivi dell'agricoltura conservativa flessibile, dell'agricoltura rigenerativa, è quello di adottare, scegliere delle buone cover crops, e oggi sentirete come sceglierle anche, e vedere come terminarle nel modo più opportuno per prontamente seminare la cultura successiva, ma al contempo sfruttare al meglio la sostanza organica che queste cover ci stanno apportando. Vedremo quindi in campo le cover crops. Qualcuno vi dirà, la dottoressa, soprattutto la dottoressa Francesca Chiarini, come sono state scelte, perché sono state scelte in quel modo e quali erano i problemi dietro a queste scelte. E poi vedremo le macchine per terminarle e per sfruttarle al meglio. È uno dei tasselli di un pacchetto olistico che vuole raggiungere diversi obiettivi, tra cui invertire il trend di riduzione della sostanza organica dei terreni, aumentare la biodiversità dei terreni, aumentare la produttività e alla fine anche il reddito netto delle aziende agricole, rendendo l'attività agricola più sostenibile, meno impattante in tutte le aziende e soprattutto in aziende con elevata densità di biodiversità come è Valle Vecchia. La giornata si svolgerà in modo molto semplice. Adesso passerò la parola alla dottoressa Chiarini e al dottor Fasolo e che vi faranno una descrizione agronomica delle cover crop, che ci spiegheranno perché si fanno, cosa servono e dopo in questa progressione arriveremo in uno o due step in fondo a vedere le ultime prove per una serie di motivi agronomici e legati così a vari eventi e caratteristiche del terreno. Qui davanti abbiamo le cover crop meno riuscite, in fondo quelle più riuscite. Qui sono dei terreni difficili, quindi ecco. Sono terreni magri, sabbiosi, ecco. E dopo torniamo indietro, cioè da lì ritorneremo verso qua sempre per step, guardando le macchine e quindi i cantieri che abbiamo approntato per poter vedere come terminare le cover crop e far partire la nuova cultura. Ha piovuto moltissimo martedì, moltissimo per queste terre, 23 mm non sono pochi, quindi la lavorazione è un po', insomma, però riusciamo a farla, ma dovete essere molto indulgenti. L'agricoltura, vi volevo far così mettere in risalto questo, è l'unica attività produttiva economica che è in grado di sequestrare carbonio. Tutte le altre attività, no? Si parla tanto di riduzione delle emissioni, adesso è cambiamenti climatici, eccetera. Tutte le attività produttive in realtà cercano di ridurre le emissioni, anche l'agricoltura, ma l'agricoltura è l'unica attività che è in grado invece di sequestrarlo attivamente. Quindi l'importanza in questo ambito di un'attività o comunque di una tecnica che è quella del cover, perché a noi non ci piace parlare di sovesci e dopo vi dirò perché, che è mirata appunto a produrre e inglobare, sequestrare carbonio. Quindi una volta si parlava delle colture non da reddito, comunque si parla ancora di colture non da reddito, ma in questo caso si parla di colture da copertura e quindi di non guadagno, ma in realtà il guadagno c'è e lo vedremo. È un guadagno di fertilità, è un guadagno di numerosi servizi ecosistemici, si parla adesso, ma comunque di
effetti in un complesso che è il sistema suolo, pianta, radice, che parte da numerosi effetti, quindi dal suolo, dalla cattura delle sostanze, quindi dell'evitare le sciviazioni di nitrati, l'aumento della biodiversità del suolo, il controllo delle malerbe, l'aumento della capacità di ritezione idrica, quindi della capacità con i cambiamenti climatici si parla adesso di resilienza, di contrastare la siccità e quindi gli sbalzi che ci sono di temperatura e quindi gli effetti appunto sul suolo e sulla fertilità e sulla degradazione. La filosofia è quella di aumentare la complessità, quindi un maggior numero di specie, di famiglie possibile, perché ogni famiglia, ogni specie ha le sue caratteristiche, attira comunque un complesso di microrganismi diverso e quindi agisce sul terreno in modo diverso, però dall'altro lato, ecco, questa è una delle criticità, in qualche modo diventa più complesso da gestire nella semina, nell'acquisto, nel fare il miscuglio e anche poi nella terminazione. In uno sovescio si vuole sempre avere almeno una specie di tipo fittonante, quindi o una graminacea o una brassicacea, che abbia quindi un apparato radicale fittonante che quindi nel degradarsi poi lasci delle vie preferenziali di sgrondo dell'acqua. Un'altra invece famiglia è quella delle graminacee, che allora con gli apparati di tipo fascicolato fa un'azione molto diciamo capillare sulle microparticelle di terreno e anche sugli esudati radicali che comunque attirano micorrize e microrganismi e quindi incentivano proprio la microfertilità e la degradazione della sostanza organica. E poi c'è tutta la famiglia delle brassicacee, che qui vedete rappresentata solo con il colza in alcuni miscugli, che diciamo che ha doppia valenza, cioè potrebbe essere sia catch crop, si parla di catch crop, cioè cattura l'azoto, quindi l'azoto residuo che non va in questo modo lisciviato durante l'inverno. Quindi nel miscuglio ci mettiamo sempre una leguminosa, possibilmente, perché sappiamo benissimo che le leguminose apportano azoto, se nel caso in cui appunto riescono a instaurare la simbiosi con le micorrize, e quindi poi vedremo successivamente come poter fare tesoro di questa fertilità, quindi utilizzarla poi per la coltura successiva. Quindi la filosofia di base è quella di avere sempre una leguminosa, sempre una graminacea, possibilmente anche una brassicacea. Le brassicacee possono essere usate in modo specifico come diciamo effetto biocida o nematocida, in casi particolari in cui ci siano delle particolari infestazioni di nematodi, eccetera, o di funghi patogeni. Sono stati lanciati diversi concetti, diversi temi legati alla fertilità del suolo, legati alla possibilità di rigenerare, di mantenere la fertilità del suolo in maniera importante. E una parola anche che mi piaceva molto era stata quella di tesoro. Allora, quello che vi vorrei chiedere, o meglio che vorrei che vi chiedeste dentro di voi, è il motivo per cui oggi siete qui. Cosa vi ha spinti, cosa vi ha portati oggi a essere qui a vedere una prova sulle cover crop, o magari alcuni di voi poi nel pomeriggio a proseguire in un percorso di formazione legato proprio a questo tema. E provo magari a darvi già io un suggerimento di una risposta. Le cover, le coperture vegetali sono lo strumento principale, probabilmente lo strumento più importante per riuscire a mantenere, a costruire una fertilità del suolo. È estremamente importante questo aspetto. Se vogliamo rigenerare un quantitativo di sostanza organica importante nei nostri suoli, dobbiamo passare per forza di cose da quel processo fotosintetico di cui parlava Francesca inizialmente.
sostanzialmente. Le piante essendo in grado di svolgere la fotosintesi, riescono a assorbire il carbonio che è presente in atmosfera, portarlo all'interno di una biomassa, portarlo che può essere aerea o radicale, quindi portarlo all'interno del suolo. Perché è importante avere sostanza organica nei suoli? Lo vediamo tutti i giorni, magari non proprio oggi qui in questo caso, ma quanto abbiamo sofferto la siccità l'anno scorso, quanto avremmo avuto bisogno di suoli più in grado di conservare importanti quantità d'acqua durante l'estate allucinante che abbiamo vissuto nella stagione 2022. Quanto abbiamo bisogno che le nostre colture si possano nutrire costantemente tutti i giorni e non solamente quando gli apportiamo la concimazione minerale nel momento in cui andiamo ad applicarla. Abbiamo visto anche questa primavera delle fasi di siccità molto prolungate, quindi con una difficoltà anche a valorizzare quelli che erano gli apporti di concimazione all'interno dei nostri suoli. Per cui se vogliamo veramente riportare una fertilità, una redditività sui nostri suoli agrari, dobbiamo per forza di cose passare attraverso una produzione importante di sostanza organica. C'è un aspetto che appunto mi piaceva di quella parola tesoro che ha introdotto Francesca. Il suolo è il capitale di ogni agricoltore, è il più importante capitale di ogni agricoltore. È un capitale che però ci può dare un interesse importante, un interesse in senso proprio finanziario importante. Se noi investiamo un po' di seme, investiamo qualche piccola operazione come può essere la semina di una cover crop, riusciamo ad aumentare questo capitale e a generare degli interessi che sono attivi. Di conseguenza il suolo, dopo che ha visto la presenza di una cover crop, sarà migliorato rispetto alla situazione iniziale. Se noi invece lo lasciamo come nella zona lì intermedia, lo lasciamo semplicemente vuoto durante tutta la stagione, soprattutto invernale, ma potrebbe essere anche quella estiva, e qui c'era tutto il discorso delle trassemine e una tecnica un po' particolare di gestione delle cover crop. In questa fascia qui intermedia stiamo perdendo capitale, quella che è potremmo dire il costo che ha il nostro conto in banca. Quei pochi euro che ci costa il conto in banca ogni mese, qui lo stiamo pagando e quindi stiamo erodendo il capitale che abbiamo di più importante appunto in un'azienda agricola, la fertilità del suolo. Se vogliamo quindi ricostruire in maniera importante sostanza organica, gli dobbiamo dare da mangiare di più. Che cosa gli diamo da mangiare? La biomassa, per esempio, delle cover crop. Gli lasciamo il più possibile la biomassa residuale delle colture da reddito, oppure possiamo, se abbiamo una stalla ovviamente, anche valorizzarla come lettiera, ma non lasciamo neanche un giorno il suolo scoperto, il suolo senza una pianta che sta valorizzando l'energia che arriva dal nostro sole. Per ancora un po' di anni, speriamo, abbiamo una quantità di energia che arriva sulla nostra terra, sul nostro pianeta, che è impressionante. Se noi non abbiamo un sistema fotovoltaico che riesce a convertire quell'energia che sta arrivando costantemente sul nostro suolo, non riesce a valorizzare l'acqua che arriva, che piove, per fortuna ogni tanto ancora piove, stiamo semplicemente sprecando in maniera stupida quelle risorse. È veramente fondamentale riuscire a ricostruire, grazie a queste tecniche, la fertilità del suolo. E si parla appunto di agricoltura rigenerativa, si comincia a parlare un po' di questa agricoltura rigenerativa, anche se manca una definizione ancora ufficiale, quindi ci sono diverse interpretazioni di questo termine, proprio perché riusciamo a rigenerare la fertilità del suolo, riusciamo a rigenerare il capitale suolo e quindi lo strumento più importante che ha un agricoltore proprio per produrre. Il terreno è molto umido, però ecco, direi che intanto iniziamo a farle lavorare queste macchine, vediamo come fanno, così attiriamo anche le altre persone. Se volete ci raggruppiamo in questa parte. Allora, le prime nozioni, quello che abbiamo scelto come macchina e che vogliamo privilegiare come attrezzatura per terminare le cover crop, dopo ne parliamo, è il carrier della Vadestat, che però è un erpice a dischi indipendenti, che però è stato munito di alcuni utensili particolari. Ci sono dei dischi molto originali, sono chiamati cross
cross e qualcos'altro, dopo mi viene in mente, e anche anteriormente ci sono dei rulli a lame, delle cose interessanti. Io direi che adesso la vediamo un attimo lavorare, perché più delle parole serve vedere quello che è in grado di fare questa macchina su una cover crop che farà circa una 60 di quintali di sostanza secca. Queste macchine per lavorare bene devono lavorare veloci. L'ottimo per questo tipo di operazione siamo sopra i 15 km all'ora. Se si va sotto i 10 la macchina lavora male, i dischi non riescono a lavorare. Invece così incidono bene, se andate e vedete dove è passato, incidono bene la massa vegetale, la sporcano con il terreno e quindi da un lato devitalizzano in modo sufficientemente efficace le piante che ci sono e dall'altro stimolano i processi di decomposizione di questa massa vegetale. Questo è fondamentale perché in un'agricoltura sostenibile, olistica e ambientale, eccetera, dobbiamo avvicinarci a quelli che sono i concetti dell'ecologia, cioè uno, assolutamente intercettare più radiazione solare possibile, la seconda è riciclare il più velocemente possibile la biomassa e qua si fa questo, no? Cioè guardate quanto bello è sto trattore, corre velocissimo, non ha paura della massa vegetale che incontra, stiamo attenti, stiamo distanti e dopo potrete notare l'efficacia del lavoro che viene svolto. Molto bene, vediamo se prende il microfono, quasi sì. Vi devo dire però due cose, questa è la macchina fatta per le prove, qui davanti abbiamo un rullo a lame che è molto efficace in questa situazione, di là abbiamo altri utensili che invece in questa situazione non sono per niente efficaci e li abbiamo addirittura esclusi. Quindi questo sarebbe per queste condizioni sicuramente premiante. Diciamo quando c'è molta massa, perché è, a differenza dei crimper, se voi vedete ha delle lame relativamente affilate, disposte quasi in modo elicoidale e quindi operano veramente molto bene su questa massa. Vedete che hanno creato un effetto mulching ottimale, poi vedrete se faremo passare la seminatrice che cercheremo di farla passare dove ha lavorato questo attrezzo qua, che prepara il terreno per questi cross cutter, questi dischi che sono molto aggressivi sulla sostanza organica, toccano il terreno, sporcano la massa, fanno da starter ai processi di decomposizione e veramente in pochi giorni abbiamo un mulch meraviglioso sopra il nostro suolo e mettiamo la cultura nelle migliori condizioni perché proteggiamo il seme, proteggiamo l'umidità del terreno, avviamo i processi di decomposizione, lo proteggiamo dalle infestanti, tutto solo con una cover crop. Ma fa anche di più perché la cosa interessante di avere un mulch sopra il terreno è che non ce lo diciamo mai, ma ci protegge il suolo dal sole, cioè è la crema solare del nostro terreno. No? Il sole è una disgrazia per il terreno non prende mai il sole, in natura il terreno è sempre coperto da materiale vivo o da materiale vegetale morto. Ecco che ci avviciniamo a un sistema naturale e quindi iniziamo a sfruttare il sistema ecologico naturale a nostro vantaggio, a vantaggio delle nostre produzioni. Prima la Francesca Chiarini accennava alla biodiversità, qui c'è un soil food web straordinario, cioè abbiamo veramente uno sviluppo negli anni, non subito, ci vuole 3-4 anni, uno sviluppo appunto di una serie di micro e macroorganismi. Un attimo il trattore, perché non si sente niente, cioè
sentono magari... Allora, grazie mille. Stavo dicendo un soil full web straordinario che in 3-4 anni si sviluppa nei suoli trattati in questo modo e qui otteniamo un altro vantaggio, uno dei tanti, cioè quell'effetto di omeostasi sinecologica, in chiave sinecologica, che significa che rende più difficile il fatto che una singola specie, di solito un parassita, prevalga su tutte. Cioè quando abbiamo un ambiente molto ricco di specie è difficile che uno prevalga sulle altre. Bene, da un punto di vista meccanico, quindi questa è un'operazione molto veloce da fare anche il giorno stesso in cui tu vai a seminare, poi a seconda di quello che è il miscuglio usato, il terreno, uno può decidere di farlo il giorno prima, 3 giorni prima, però tendenzialmente noi cerchiamo soluzioni che siano molto molto rapide, cioè che si possa agire con tempestività. Adesso facciamo un altro giro? Però stiamo attenti alla manovra perché la macchina è un po' grandina. Ecco, allora aggiungiamo qualche notizia, cioè si vede come quando la macchina è in piena velocità l'effetto mulching è perfetto ed è perfetto dove lavora effettivamente il rullo a lame. Poi può essere questa macchina regolata in modo più aggressivo, vuol dire abbassare un po' di più il rullalame, far incidere qualcosina di più ai cross cutter, però qui col terreno umido cerchiamo di stare un po' più leggeri. Diciamo che se non era il giorno della manifestazione non avremmo lavorato, ecco, questo lo ripeto, che sia chiaro. Ciò nonostante vedete che la macchina nella parte anteriore è pulita, cioè la massa vegetale lo protegge e la macchina riesce anche a liberarsi, diciamo, di questo eventuale materiale. In questo caso potete notare come dalla prima passata che c'è stata all'ultima, che ha aumentato la velocità, l'efficacia è aumentata. Non ci sono più stelle in piedi, non c'è rischio di ricaccio perché le piante sono state atterrate o comunque spezzate. Quindi è potenzialmente utile una pacciamatura su cui poi si può fare una semina o diretta o con un interramento e ha un effetto appunto di copertura e di controllo totale delle malerbe. Ci hanno fatto questa domanda e passo la parola ad Andrea Fasolo per la risposta. Nel frattempo ci prepariamo per mostrare la seminatrice Tempo. Andrea, la domanda è questa. Supponiamo che oggi ci fossero le condizioni giuste per iniziare il lavoro, per fare quindi la terminazione della cover e progettare la semina. La semina tu la faresti subito dopo qualche ora, dopo qualche giorno? Domanda carina, A te. Allora, c'è come spesso accade in ambito agronomico un bel dipende come risposta a questa domanda. Dipende da cosa? Dipende dal fatto che la seminatrice che andiamo a utilizzare sia in grado di gestire quella biomassa che è stata al momento gestita con quel tipo di macchina, per cui è stata leggermente disarticolata, è stata leggermente sganciata dall'apparato radicale. Anche gli apparati radicali delle colture di copertura sono stati leggermente mossi e quindi abbiamo potenzialmente un discreto rischio di ingolfamento degli organi di semina della macchina. In questo caso però aspettiamo un attimo che magari oppure in questo caso vediamo che la seminatrice ha un elemento che è fondamentale, gli sparti residuo davanti all'elemento di semina. Possiamo spegnerla perché sennò ok, no vabbè, allora che cominci pure. Andare, dopo... sì. Ok, intanto la vediamo all'opera e vediamo che in questo caso comunque
La macchina in questo caso non ha grandi problemi di ingolfamento. Andiamo a vedere se il solco di semina è stato correttamente aperto e poi richiuso, e quindi se effettivamente l'operazione di semina è stata svolta correttamente. Pare sia questo, ma in realtà no. Ovviamente la cosa peggiore da fare in questi momenti è cercare il solco trovare il solco di semina. Eccolo qua, in teoria vedo, no, probabilmente non ha piantato molto bene. No, non sembra abbia piantato. Con terreno umido il solco di semina è molto difficile chiuderlo. Una delle prime regole della semina sul sodo è mai andare con terreno umido, perché poi fatichi a chiudere il solco e quando il terreno secca tende a riaprirsi. Quindi oggi mostriamo la macchina, ma non sono queste condizioni buone per la semina. Tuttavia vedete che la macchina si disimpegna molto bene con questo residuo, cioè se il problema è meccanico l'abbiamo risolto. Bisogna capire se c'è un problema anche agronomico nel fare la semina su un malcio ancora così fresco. E qui è solo l'esperienza che ci può aiutare. Da un punto di vista teorico possiamo dire attenzione, tenuto così in superficie tende ad asciugarsi, a fare un processo ossidativo, no Andrea, e non riduttivo, quindi non dovrebbe produrre sostanze che diano fastidio alla germinazione, anche perché sono sopra. Peggio è quando vado a interrarlo, che allora sì, lo posso creare condizioni di mancata ossidoriduzione, ma solo di riduzione. Quindi un ambiente acido, proprio dove la radichetta del seme esce, si trova questa fermentazione poco aerobica e tendenzialmente anaerobica, e il seme fatica. Qui invece lasciandolo sopra dovrebbe andare un po' meglio, però poi si tratta a volte del centimetro in più o in meno e cose di sto genere. Allora, vediamo se Allora, qui nella parte che era stata lavorata un po' di più si riesce a vedere più facilmente il solco di semina, si riesce a vedere anche che è riuscito un po' a chiuderlo. Quindi in questo caso la risposta alla domanda di prima che faceva Lorenzo è però sicuramente non seminerei oggi in queste condizioni, sia per umidità del suolo, che quindi vedete è in condizioni molto plastiche, quindi difficili da gestire con una seminatrice da sodo, per la corretta creazione del solco di semina e della chiusura, sia anche per lo stato del residuo, ancora molto fresco, una biomassa che comincia a essere adeguata per una corretta copertura vegetale e quindi da gestire con una certa attenzione. Ecco. Lasciarlo effettivamente asciugare qualche giorno può permettere di gestirlo in maniera più facile. Non è un residuo molto legnificato, per cui non darà particolari problemi durante le operazioni di semina, anche se dovesse essere un po' più asciutto. Non siamo di fronte a una paglia che è molto difficile invece da gestire anche a parità di biomassa. Dici bene Andrea. Volevo aggiungere sulla macchina alcune considerazioni. Questa è stata provata anche su cover direttamente, senza nessun passaggio prima. Questa, come anche la successiva, riescono a lavorare in condizioni così estreme, cioè con le piante molto alte,
Ma il problema non è tanto l'aspetto meccanico, il fatto è che non devitalizzando queste piante poi vanno a seme e possono crearci dei problemi. Quindi la devitalizzazione è una delle funzioni per evitare l'andata a seme delle nostre cover crop e anche accelerare ovviamente i processi di degenerazione. La soluzione quindi con disseccante mi risolve l'andata a seme, ma ad esempio non mi risolve il problema di accelerare la sua decomposizione. E usare sia il meccanico che il chimico è diciamo eccessivo, insomma, deve assolutamente essere sufficiente uno dei due. Adesso io diciamo che ci spostiamo con il microfono, abbiamo bisogno di un paio di minuti per trasferire la macchina, vi lascio qui con i tecnici se volete approfondire e andiamo a vedere, intanto allestiamo diciamo il prossimo cantiere. Siamo davanti alla Gaspardo, quindi anche il cantiere Mzuri si scalda i motori e noi stiamo per partire. Io direi Michele, vai, che di chiacchiere oggi ne abbiamo sentite tante, vogliamo vedere la macchina come lavora. Allora, macchina da grano allestita adesso per la semina a file strette della soia. Vogliamo mostrare perché è una macchina che si disimpegna molto bene in queste condizioni. Oggi la facciamo andare su un diciamo cover crop trinciata questa mattina con il classico tarup, con il classico trinciatore o trinciastocchi e ecco che è diciamo un'operazione energivora, lenta, che vorremmo evitare. Allora, questa macchina ha una dischiera anteriore, ovvero sia un erpice dischi indipendenti, leggermente bombati, ovviamente disposti con verso della concavità opposto, e dopodiché un rullo cultipacker che mi prepara, mi riassesta un attimo il terreno e poi gli elementi di semina che sono abbastanza leggeri oltretutto, però vedete che insomma il lavoro appare visto da fuori fatto bene. C'è del seme, lo si può cercare, anche qui vi chiedo ovviamente di essere benevoli perché con un terreno così avremmo dovuto tenere ferme le macchine, però ci faceva curiosità potervele mostrare. Siamo diciamo sotto lo strato plastico, vedete che il terreno è ancora friabile, ma siamo ancora troppo umidi per poterlo definire in tempera. Ecco, adesso lo vediamo al ritorno, vedete che anteriormente è dotato del rullo crimper. Il rullo crimper è un attrezzo molto economico che ha avuto inizialmente un grande successo, però in realtà non funziona tanto bene, nel senso che tende più a piegare che a tagliare, cioè non riesce ad avere un'azione di devitalizzazione sulla cover crop e quindi spesso poi la graminacea ginocchia e mi va seme lo stesso. Se questo è un problema, ecco, il crimper è da usare con parsimonia. Più efficaci sono i rulli come quelli proposti anche dalla Orcia, oppure quello che abbiamo visto prima bellissimo della Vadestat, in un collegamento anteriore o posteriore, insomma a seconda delle soluzioni. Però rispetto diciamo al passaggio col trinciatore, direi indubbiamente la soluzione proposta prima con la macchina della Vadestat è molto molto più efficiente. Ecco, qui allora possiamo osservare il lavoro, non è malaccio mi sembra, bisogna capire se è riuscito a ecco, ma forse qui non aveva il seme, quindi non so se c'è, bene.
Sì, diciamo che le file così strette tendono a fare l'azione un po' di rastrello. Insomma, questa nasce come macchina per i cereali, ecco, quindi Autunno Vernini. Vabbè, però ad esempio su una cover autunnale questa secondo me è fantastica. Vuoi aggiungere qualcosa, Andrea? Non so se si sente. Sì, no, ci mette un attimo a partire. In realtà ha fatto un lavoro che anche, allora, esteticamente forse non è bellissimo, abbiamo dei canoni estetici a volte nel giudicare il lavoro fatto nei campi che deve essere magari un po' rivisto, molto basato sulla gestione convenzionale dei suoli. In questo caso il rullo crimper è comunque riuscito ad allettare, a stendere, a preparare già stesa nel senso di avanzamento la biomassa, che è una cosa non indifferente su una macchina che non è nata per la semina su sodo, per cui preparare un po' pettinata, potremmo così dire, la copertura vegetale, la biomassa prima dell'arrivo dell'elemento di semina e della macchina della seminatrice, insomma, non è una cosa indifferente. Molto probabilmente, quasi sicuramente in queste condizioni, a parte i culmi che sono stati tranciati e tagliati, la devitalizzazione non sarà completa perché abbiamo una copertura vegetale che è ancora immatura, dobbiamo raggiungere degli stadi più avanzati, soprattutto per i cereali, degli stadi di maturazione più avanzati per i cereali. Però tenete in considerazione che è una combinazione di semina che potrebbe essere più abbordabile, più avvicinabile per molte aziende, per molti terzisti rispetto a una semina su sodo più classica, e soprattutto è decisamente meno energivora della gestione classica con il trincia stocchi. Col trincia stocchi stiamo trinciando una biomassa che ha l'80-85% di acqua, per cui in realtà stiamo semplicemente gestendo tonnellate e tonnellate di acqua presente all'interno di questa biomassa vegetale, che avrà il 15-20% di sostanza secca, non di più. Per cui è un'operazione piuttosto energivora, piuttosto costosa, lenta, la trinciatura, che alla fine ci serve solamente per liberare un po' il suolo, ma ci stiamo occupando di una enorme quantità d'acqua un po' inutilmente. Questa gestione, se riesce a seminare correttamente, può essere davvero molto efficace e davvero molto interessante. Passiamo sul lato opposto del campo. Allora, l'Aunzure è una macchina che merita un po' di attenzione e va descritta anche perché, diciamo, innanzitutto è arrivata sul mercato praticamente italiano da pochi mesi. E è una macchina, diciamolo subito, che può essere composta in diversi modi, soprattutto il retrotreno, no? Adesso è allestito per la semina della soia, esistono per la semina del mais di precisione, eccetera eccetera. Quindi è una macchina che oggi noi osserviamo in uno degli allestimenti possibili. In particolare c'è anche il maceratore anteriore con quei tubi più grossi, idoneo per la distribuzione di liquame o di gestato. In quel caso ovviamente va collegato direttamente a una botte. Ecco, ma oggi l'abbiamo qui per nostra fortuna in chiave di per la semina dopo la terminazione di una cover crop. Anche in questo caso abbiamo fatto una trinciatura preliminare, è macchina quindi che non è che ha bisogno di un preparatore che passi prima, ne abbiamo bisogno noi dal punto di vista agronomico. La macchina, su un terreno ovviamente meno bagnato di questo, è in grado di disimpegnarsi in qualsiasi situazione, e vi spiego subito perché, senza andare per le lunghe, perché ha questa sequenza straordinaria di disco dritto, quindi da vertical tillage, che mi apre un solco, no? E mi prepara la strada a questa ancora che può essere regolata nella profondità, ancora che mi consente di distribuire con il tubo più grosso un liquame di gestato, con il tubo più piccolo un eventuale concime minerale. Qui abbiamo la tramoggia che è spartita seme e
e concime. Sempre sulla stessa linea, quindi disco, ancora, abbiamo il rullo pneumatico, quindi un pneumatico per ogni elemento, e come li vedete sono disassati in modo che il residuo culturale possa scivolare via, andare via senza problemi. Ecco perché è una sfida che non è una sfida, ma qui dentro ci passa benissimo, proprio perché gli lascia sfogo al materiale. Quindi arriviamo poi dietro dove abbiamo la vera e propria semina. Questa è una semina in linea, quindi non diciamo di precisione, e abbiamo questa ancoretta che mi prepara il solco, e questo elemento, il puntale, è posto giusto in linea con gli elementi, con gli utensili della parte anteriore della macchina. In questo modo, diciamo, lo sforzo di trazione è contenuto, la macchina può viaggiare via abbastanza bene, e il seme però non è deposto in linea dove c'è un terreno molto lavorato, c'è stato un disco, c'è stata un'ancora, ma viene deposto un paio di centimetri di lato, sulla destra e sulla sinistra, diciamo una sorta di fila abbinata. In questo modo, diciamo, il seme viene posto dove il terreno è più consistente. Il terreno ha bisogno di un terreno coeso perché deve succhiare l'umidità del terreno. Se è troppo arioso intorno a sé non va bene. Dopodiché un rullino che mi chiude il solco e mi compatte leggermente il terreno. Ecco, e poi ovviamente a chiudere questo, chiamiamolo rastrello, che può, forse in questa condizione potrebbe anche non essere conveniente usare, ma insomma in molte situazioni, soprattutto su paglia o stocchi e trinciati, è assolutamente necessario. Bene, io direi che potremo partire. Allora, un commento sulla... Io prima ho espresso il mio parere, ma siccome è noto che abbiamo sfumature diverse, mi piace insomma, creare questo dibattito. E prima dicevo,
queste macchine sono in grado di lavorare direttamente sulla cover crop in piedi e che agronomicamente non ci conviene, perché dopo queste nell'interfila vanno a seme, no? Ecco, quindi, e poi non terminandole la loro decomposizione sarà comunque più lenta, eccetera, eccetera, ci potrebbero sottrarre acqua. Condividi questo approccio, cioè che la terminazione è più un aspetto agronomico, perché dal punto di vista meccanico non abbiamo più problemi, le macchine di oggi, come vediamo, la Tempo, questa, l'Aliante ce la fanno. Ma difatti effettivamente per quanto riguarda la gestione proprio del residuo si apre tutta una tematica, si aprono tutte delle tematiche di tipo agronomico molto importanti. Non sempre, diciamo così, potremmo così dire, non sempre abbiamo necessità che il residuo si decomponga molto velocemente, e allo stesso tempo però in altre situazioni non sempre abbiamo bisogno di una pacciamatura che resisti molto a lungo. Per cui di nuovo questa scelta deve essere sempre calata nello specifico contesto. Se ho terreni ad alta fertilità con alta attività biologica, posso permettermi di mantenere dei residui, delle pacciamature molto importanti, molto lignificate in superficie, perché comunque l'attività biologica del suolo sarà in grado di divorarla nel giro di pochi mesi, poche settimane, in base alla stagione ovviamente, se estiva o invernale. Diversamente, se ho bisogno di aiutare il terreno in un suo recupero di fertilità, o dei terreni che sono ancora difficilmente strutturati, con poca sostanza organica, poca attività biologica, mantenere delle pacciamature molto importanti, molto bloccate, rischia di bloccarmi un po' anche la fertilità del suolo, e quindi potrei avere, anche lì ovviamente dipende dalla cultura a reddito, delle problematiche di corretta nutrizione, corretta emergenza delle mie colture da reddito. Per cui sono sempre scelte che devono essere calate nello specifico contesto, nella specifica situazione. Allora, sì, innanzitutto, ecco, alle persone che sono sul campo facciano attenzione al trattore che sta tornando indietro, insomma, se gli diamo un paio di metri in più è meglio. Grazie. No, dici bene, condivido, certo. Allora, in quel caso, anche per ridurre l'effetto coprente e una miscelazione un po' più energica con i primi centimetri di suolo aiuta la decomposizione, aiuta il sistema microbico a riattivarsi, eccetera. Quindi in quel caso, invece che, per dire, il disco cross cutter o le cose simili o il crimper, andrei direttamente su un erpice a dischi indipendenti, come è il vero Carrier, e come allestito le prime due file del top down che dopo vediamo, no? Lì ci sono anche le ancore, ma insomma è l'erpice a dischi indipendenti che è quello che secondo me fa il vero lavoro, ecco. Sì, perché a questo punto introduciamo un altro argomento che non abbiamo trattato, quello della vera lavorazione del terreno. Cioè noi oggi cerchiamo di mostrare solo il lavoro di terminazione della cover crop e di semina. Perché? Perché secondo me la lavorazione del terreno alla bisogna è già stato fatto in ottobre, che abbiamo più tempo. Quindi noi prepariamo il nostro terreno, lo decompattiamo se c'è bisogno, incorporiamo quello che dobbiamo incorporare, lo prepariamo, seminiamo la cover crop. Dopodiché nel passaggio cover crop cultura dobbiamo solo provvedere a devitalizzarlo. Non abbiamo più problemi di ormaie, di compattazioni e quant'altro. La vedo che lavora bene, una buona velocità. Sì. Ecco, vedete, rimane in piedi, cioè fra una fila e l'altra la cover crop può anche rimanere in piedi, in certi casi è stata leggermente distesa, ma ecco, quindi la macchina ce la fa, non si ingolfa. È da un punto di vista agronomico che ci dobbiamo chiedere se valga la pena o no. Però ci tenevo a mostrare, diciamo, le capacità che ha questa macchina. Adesso parliamo con una persona che l'ha usata tanto e quelle che sono le sue impressioni su questa macchina, i suoi consigli. Il bello di questa macchina è che incalzando il terreno, il seme
non va mai in stress, per il semplice fatto che è sempre sul secco, però l'umidità lui se la va sempre a cercare sotto, fino a una profondità di 50 centimetri. E è molto ricca di humus così, c'è sempre l'umidità nel terreno e la pianta non va mai in stress, e questo è il bello. E il compattamento del terreno con le ruote posteriori è fantastico. Ecco, quando gli dice questo indica l'assolcatore che, come abbiamo detto prima, è sulla linea di lavorazione, ma il seme non viene messo sulla linea, leggermente di fianco, dove il terreno è rimasto, diciamo, compatto, che lo può avvolgere bene, gli può trasmettere l'umidità, che comunque umidità che trova lo spazio in questo taglio che gli abbiamo fatto prima, e quindi lì, se piove, riesce a entrare molto bene in profondità e poi risalire e andare a sostenere la pianta durante tutto il suo ciclo produttivo. E con un passaggio unico fai tutto quanto, è quella la cosa fantastica proprio. E in più ha che una macchina così importante, grande, basta una piccola macchina da 200 cavalli e vai su qualunque tipo di terreno, che sia argilloso, sabbioso, basta poca potenza. Adesso tornando indietro, ho visto che andavi abbastanza veloce. Che velocità hai tenuto? 12 km all'ora. È notevole. Potevo andare ancora. Prima siamo partiti qua piano per far vedere, anche l'abbiamo tenuto sui coltri per far vedere che veniva fuori la soia, il seme. Ma poi puoi andare tranquillamente, puoi andare fino a una velocità con questa seminatrice qua a 15 km all'ora, anche 18. Sì, diciamo notevole, ecco. Soprattutto perché noi ci possiamo, cioè è vocata per andare in condizioni di terreno sodo, in presenza di residui, terreno un po' lavorato, terreno decompattato, cioè si adatta a moltissime condizioni, sì. Giusto? Sì, giusto. E addirittura con un trattore piccolo, media potenza di 200 cavalli, vai un regime di giri al massimo di 1500 giri, consumi sono bassi, molto bassi. Sì, e questo ribadisco anche proprio perché la lavorazione, c'ha molti utensili ma lavorano tutti in linea, no? Quindi ci preparano, è quasi uno strip tiller, no? Cioè lavora per fasce e non tutto il terreno. Molto bene. Bene, grazie, complimenti. Ecco, allora stiamo attenti che facciamo partire la macchina. Allora, questa attrezzatura fa anche una lavorazione con l'ancora, non mi hanno detto a che profondità, credo abbastanza leggera proprio perché il terreno è bagnato. Questa potrebbe essere la soluzione se per qualche motivo a settembre-ottobre non siamo riusciti a fare una decompattazione, allora la si può fare con questa. Diciamola tutta, io questa macchina l'avrei usata a settembre-ottobre. Qui vogliamo dimostrare che anche sul cover crop può comunque lavorare e terminare la cover crop con i dischi, con l'erpice dischi indipendenti che è in posizione anteriore, che è munito di disco conico tipico della Vadestat. Diciamo tuttavia lo facciamo lavorare qui dove c'è meno copertura, perché dove ce n'è tanta con questo terreno così umido tende un po' a creare dei problemi. La vediamo lavorare e dopo magari facciamo qualche considerazione. Beh, ecco, a parte che qui c'era meno biomassa, però è una lavorazione, insomma, qui il terreno viene esposto e se ce n'è di più ne rimane di più in superficie, può avere ancora una funzione, diciamo, di tipo conservativo, però sostanzialmente è una lavorazione abbastanza forte. Possiamo notare che sono montate due ancore, una è quella
chiamiamola convenzionale, tipica del top down, e sulla sinistra invece un'ancora che si disimpegna molto bene con tanto residuo. Ieri che abbiamo provato ad andare appunto dove il residuo era molto alto, quelle ancore riuscivano a disimpegnarsi, mentre quelle convenzionali tendevano a fare un po' un'azione di rastrello, perché hanno queste ali troppo ampie. Ecco, adesso magari lo vediamo nella fase di rientro. Andrea? No. Quello che posso dire io è che comunque c'è un'azione di rimescolamento della sostanza organica all'interno del suolo e quindi iniziano i processi comunque di degradazione e vengono innescati e si ha un pochino più di spazio per un'eventuale semina, un semisodo. E quindi sì, il terreno è esposto più di quello che avete visto in precedenza, per cui non è una dead mulch, come si dice, pacciamatura più o meno morta, però diciamo che si avvantaggia tutto il processo di trasformazione della sostanza organica che poi deve essere umificata. Quindi c'è sempre un risvolto della medaglia sulle varie operazioni. Vedete un attimino di ingolfamento della macchina perché probabilmente il terreno non è proprio nelle condizioni di umidità più adatte e quindi tende a tirar su la copertura insieme a tutta la zolla e questo non è propriamente quello che dovrebbe fare, dovrebbe sgretolare un po' di più sia il terreno che la copertura vegetale e distribuirla un po' più equamente. Il fatto di avere delle zolle diciamo non è proprio il massimo, però appunto stiamo lavorando in condizioni comunque di umidità eccessiva, pur essendo sabbiosi questi terreni, però ha piovuto in modo consistente nei giorni precedenti e quindi bisognava aspettare un pochino di più che il terreno si asciugasse. Non so se Andrea vuoi dire qualcosa in merito. È d'accordo, il notaio conferma. No, solamente farvi notare una cosa: col terreno in queste condizioni di umidità rimane una quantità molto importante di terreno, appunto di suolo adeso alle radici delle graminacee, vengono sradicate queste piccole zolle, per cui anche in questo caso, nonostante sia una lavorazione abbastanza importante sia come quantità di suolo che viene lavorato in orizzontale e anche come profondità, una devitalizzazione in queste condizioni sarà molto molto difficile, perché quando abbiamo una situazione come questa lavorazione non è in grado di devitalizzare da sola questi infestanti o eventualmente le piante di copertura, se fosse una delle colture di copertura presenti all'interno dell'appezzamento. Per cui vedete senz'altro necessità di dover riprendere la lavorazione almeno con un suolo che si presenta in queste condizioni di umidità. Aggiungi però che quello che dici è vero, ma dipende dall'umidità, secondo me. Questo terreno qui, non lì, ma qui è abbastanza sabbioso. Difatti è molto umido, quindi lo riesci a modellare, però poi si sfregola subito perché c'è sabbia, limo e poca argilla. Ma essendo umida tende la zolla a non sgretolarsi, se è più secco tende a sfaldarsi, se intempera, ecco. E comunque c'era poco materiale vegetale, ma molto, adesso non ho guardato che specie era, ma sembra... Dovrebbe essere orzo e pisello.
Ah, sì, però insomma lo vedo con la foglia così sottile, no? A cespi. Quindi in questo caso non siamo nel sovescio vero e proprio, cioè non siamo nella cover to cure, cioè nella cover per nutrire e per aumentare la sostanza organica del terreno, ma abbiamo un utilizzo come diciamo foraggio per gli animali, e quindi si può parlare magari anche di un sovescio parziale, nel senso che si utilizza la parte aerea, ma poi resta comunque tutta la sostanza organica della parte ipogea, cioè all'interno del terreno, che è comunque la parte radicale, anche se il quantitativo è minore, inferiore, in proporzione solitamente del 30-40%, però è una sostanza organica molto ricca di sostanze di rapporto carbonio-azoto molto elevato, e quindi potenzialmente umificabile, potenzialmente molto più efficiente nel produrre humus stabile. Quindi comunque ci si avvantaggia a livello di fertilità, anche se una parte viene asportata e non contribuisce appunto all'aumento della sostanza organica, ma viene comunque sortata come fieno, e quindi per questa cosa qua poi passo la parola al mio collega esperto zootecnico che vi illustrerà tutte le proprietà di questi miscugli. Sì, volevamo provare dei miscugli che fossero interessanti per gli allevatori in un'ottica eventualmente di sostituzione del mais, che ha, come sappiamo, dei grossi problemi dal punto di vista di coltivazione per quanto riguarda le esigenze dell'acqua, e poi anche negli ultimi anni per i residui da micotossine, che poi soprattutto negli allevamenti di vacche da latte ma anche in quelli da carne si vanno a trasferire nei prodotti, e quindi con grosse problematiche. Come diceva Francesca, abbiamo seminato 8 diversi miscugli e non li abbiamo veramente pensati noi i miscugli, ma abbiamo accettato il suggerimento di alcuni allevatori che ci dicevano di provare queste tipologie. Ecco, è un primo passo quest'anno, e poi il prossimo anno vedremo in base anche all'esperienza di diversi allevatori, di farci dei miscugli magari come vogliamo noi, oppure di prendere da questi quelli più interessanti quando avremo fatto le analisi qualitative del valore nutritivo. Sostanzialmente i miscugli, poi magari li passiamo velocemente dove ci sono le tabelle con le composizioni, sono principalmente di graminacee, dove il principale è sempre l'oietto, che viene spesso utilizzato dagli allevatori, ma che sappiamo dà dei grossi problemi in fase di raccolta. È una pianta che produce molto ma si alletta molto facilmente, quindi poi è difficile da raccogliere. È una pianta che perde acqua durante, diciamo, la raccolta, se vogliamo fare del fieno, molto lentamente, anche se la falcia condizioniamo, quindi con una condizionatrice che schiaccia lo stelo per aumentare la perdita d'acqua. Lo stesso, la perdita d'acqua nel periodo di maturazione della loiessa, che normalmente è collocato tra inizio e fine e metà maggio, e può comportare delle difficoltà per la trasformazione in fieno, e quindi è stato quasi abbandonato in molti areali dove la loiessa veniva coltivata la possibilità di fare fieno, per il rischio di mettere via un prodotto molto umido a favore del cosiddetto fasciato, quindi un fieno raccolto molto umido che poi viene fasciato e si trasforma in una forma di insilato. Questa tecnica, che è più valida dal punto di vista della qualità del prodotto, però ha dei costi in termini di raccolta, di stoccaggio, il costo del film plastico, eccetera, e quindi diciamo non è proprio l'ottimale. Insieme alla loiessa c'è il gruppo dei potenziali sostituti della loiessa per l'attitudine alla fienagione, che sono dei gruppi di frumenti francesi cosiddetti da foraggio, delle avene, un orzo,
e del pisello oppure della veccia o dei trifogli per dare quel minimo di valore qualitativo al foraggio apportato dalle leguminose. Vi anticipo che vedrete che anche nei miscugli, dove c'è una presenza importante di leguminose come il pisello quasi al 50%, se voi guardate poi il miscuglio come si presenta adesso, bisognerebbe entrare, fare una selezione un po' più dettagliata e un'osservazione più puntuale in alcuni punti. Il pisello è nato molto male. Questo è un po' colpa nostra perché per vari motivi non siamo riusciti a seminarlo per tempo. È stato seminato a metà novembre, quindi molto tardi, un mese di ritardo rispetto al periodo più consigliato per la semina di queste tipologie di miscugli, anche se poi ha reso abbastanza bene durante la primavera. E quindi il pisello ha avuto un'emergenza molto, molto scarsa e quindi si trova molto poco. Un po' meglio la veccia e un po' meglio il trifoglio, ma è presente soltanto in uno o due in due miscugli, insomma, ecco. Quindi la maggior parte dei miscugli che vedete è a base di graminacee, che sono quelle che sono emerse con più facilità. Qui siamo in un terreno sostanzialmente diverso da quello che abbiamo visto stamattina nelle altre prove, dove era più presente la sabbia e un po' di limo. Qui siamo in un terreno principalmente limoso, si compatta molto facilmente, si secca molto facilmente. Anche 2 mesi fa, che non aveva piovuto, si vedeva un terreno, quando si poteva vedere il fondo, con delle crepe, crepaccia molto facilmente. Quindi non è facile, insomma, ecco. E questo col fatto che abbiamo seminato tardi ha comportato sicuramente delle problematiche nell'emergenza delle leguminose. E abbiamo avuto un minimo di apporto di azoto durante il periodo fine invernale, con una 30 unità di nitrato ammonico per stimolare un attimo lo sviluppo della massa. La prova terminerà probabilmente a metà maggio, il prodotto verrà condizionato e poi lasciato in campo 1 o 2 giorni in base alla temperatura e all'andamento climatico per un preappassimento e poi verrà insilato, perché è la tecnica più economica e più veloce per avere un prodotto di qualità buona, diciamo. La rotazione poi prevede immediatamente per simulare anche la realtà dell'azienda zootecnica, uno spargimento di liquame che è presente qui nell'allevamento di tori in selezione genetica e poi la semina di diverse varietà di sorgo per simulare appunto una rotazione che sia sostenibile per un'azienda zootecnica di vacche da latte o anche da carne, insomma, quindi due coltivazioni durante l'anno che siano abbastanza resistenti al problema della siccità, come anche il sorgo, e possano dare un foraggio con un valore nutritivo sia in amido che in digeribilità della fibra buono per i ruminanti, insomma. E se non ci sono domande particolari inizierei così, visto il tempo non lunghissimo che abbiamo, dai primi miscugli e così vediamo la composizione e facciamo una carrellata. Vabbè, iniziamo allora col primo che vedete che sono quasi tutte, sono tutte anzi graminacee, insieme di loietto, avena, frumento da foraggio e triticale, insomma. E qui probabilmente il valore nutritivo sarà quello soltanto delle graminacee, manca tutta la parte proteica, però sicuramente come resa in volume e quantità dovrebbe essere una resa buona, ecco. Vediamo poi gli altri. Sì, è stato concimato, sì. Sì. Puoi ipotizzare un conto economico di questi erbaggi, quanto sono costati, quanto possono rendere ad uno che collabora con zootecnici? Cioè, che cosa costa l'unità, chiamiamola così, tra virgolette, foraggera, l'unità nutritiva poi all'allevatore? Sì, è un conto che si può fare sicuramente, insomma, sì.
Sì. Ma che non abbiamo ancora fatto. Che abbiamo fatto, allora questa è sostanzialmente, riprendiamo una rotazione che abbiamo fatto per 3 anni tra il 2013 e il 2016 su un altro progetto che prevedeva appunto la sostituzione del mais con diverse varietà di sorghi. Sapete che di sorghi ci sono tantissime varietà, dal multisfalcio, il Sudan grass, poi per arrivare al sorgo da granella, e si passa nei cosiddetti intermedi che hanno un panicolo più o meno sviluppato, altezza che può andare da 1,20 m fino a 1,80 m o 3,50 m nelle selezioni cosiddette da biomassa per i digestori, e quindi abbiamo provato un sacco di varietà diverse, un bel numero di varietà nelle sperimentazioni tra il 2013, 2016 e 2017. Poi ci siamo fermati perché spesso la sperimentazione è un po' così, è a strappi, non dovrebbe essere una cosa continua, ma l'interesse sembrava diminuito, invece in realtà eravamo un po' forse in anticipo o giusti rispetto alla crisi che il problema della cultura del mais sta avendo in questi anni, insomma. E quindi come allora anche adesso l'obiettivo è avere un volume, diciamo, una quantità di valore energetico da 2 coltivazioni, perché il mais rimane sempre il principe come quantità di prodotto diciamo in cultura principale, ad esempio con un classe 700 da foraggio, sia come valore di energia, sia come quantità di proteine, e quindi il valore nutritivo di un ettaro di mais rimane un punto di arrivo. Ti dico già che queste rotazioni, un erbaio insieme col sorgo, non raggiungeranno quel livello nutritivo che io posso ottenere da un ettaro di mais, anche in termini di energia data dall'amido. Questo è un obiettivo che rimane là, ma sappiamo che non lo raggiungiamo. Vorremmo arrivarci vicino, magari con un costo dell'unità nutritiva un po' più basso, se fosse possibile, ecco. E sapendo che non abbiamo quei problemi che abbiamo nel mais. Se vuoi fare un mais devi obbligatoriamente fare i trattamenti per la piralide, perché altrimenti hai le micotossine, devi prevedere in alcune zone 1, 2, 3, forse 4 irrigazioni, perché altrimenti il problema si accresce, e quindi tentare rotazioni alternative, insomma. Sappiamo che questa è una forma di intensivizzazione però dell'agricoltura, perché significa andare a seminare, raccogliere, in qualche senso smuovere il terreno anche se in forma minimale 2 volte anziché una. Però cerchiamo di farlo in modo che anche il valore, ad esempio, di una parte delle radici che rimangono nel terreno, e quindi una pseudo, diciamo, sovescio cover minimo, apporti un po' di più di sostanza organica, e sapendo poi che questa rotazione va bene per chi ha una stalla, un allevamento di vacche da latte o bovini che ha disponibilità di sostanza organica sotto forma di lettame meglio, o sotto forma di liquame un po' meno bene, ma che però le deve distribuire meglio 2 volte all'anno anziché una, altrimenti deve avere delle vasche di stoccaggio doppie. In più c'è il discorso della difesa integrata, che è proibitiva, cioè diciamo aziende zootecniche sono quasi costrette col mais a fare monocultura, quindi monosuccessioni, e questo con grandi diciamo, problematiche a livello dei fitofagi, soprattutto del suolo, della diabrotica. Noi sappiamo che nella difesa integrata abbiamo sperimentato, ma è diciamo noto e assodato, che al massimo si può fare, cioè si può comunque fare una monosuccessione e al minimo ogni 2 anni di mais intervallare con il sorgo. In questo modo interrompiamo il ciclo della diabrotica, e quindi una rotazione diventa a maggior ragione, una rotazione con il sorgo e con gli erbai diventa a maggior ragione virtuosa rispetto a questa problematica, e per non parlare di tutte le altre, insomma, comunque anche la piralide nella monosuccessione sicuramente aumenta il suo carico e la sua dannosità, ecco. Quindi con una rotazione alternativa andiamo incontro a diverse esigenze, quindi è un'intensificazione, ma comunque nella maggior variabilità, nella maggiore anche biodiversità, ecco, anche per il suolo.
la monosuccessione mais non fa bene a nessuno, solo a chi ne ha necessità per fini zootecnici. Ecco. Sì, quella sperimentazione appunto di 7-8 anni fa era nata proprio dall'esigenza per le aziende zootecniche di non fare di interrompere la monocultura del mais con il sorgo, proprio per interrompere il ciclo della diabrotica. Ecco, quello è uno dei motivi. E anche il secondo miscuglio è a base soltanto di graminacee, loietto e avena bianca. L'avena produce un po' di meno, ma ha un culmo più facilmente affienabile, diciamo, ecco, che si schiaccia e perde acqua più rapidamente, come anche l'avena nera. Sì. E anche la sostituzione di altri cereali, ad esempio l'orzo che non viene usato comunemente per fare fieno, i frumenti sì, le selezioni soprattutto francesi di frumenti da fieno sono diffuse già da più di 10 anni nel nord Italia, nella zona del Parmigiano Reggiano, dove non si possono utilizzare ad esempio gli insilati, in sostituzione proprio dell'oietto, e poi un po' di l'oietto perché è sempre il primo amore degli allevatori, e l'avena bianca, insomma, per vedere appunto una combinazione di varie percentuali di queste graminacee sulla qualità poi del prodotto e della massa prodotta. Ad esempio questo anche visivamente è un erbaio che ha sviluppato molto bene e come massa sicuramente superiore a quello che abbiamo visto prima, insomma. Valerio, scusa, il cantiere di insilaggio è molto più semplice come macchina del cantiere di fienagione? Allora, il cantiere per l'insilamento, per la produzione di un insilato d'erba, diciamo che l'azienda di solito non ce l'ha, quindi deve fare riferimento ai contoterzisti. Serve un pick-up che è con la stessa macchina della trincia mais si cambia il pick-up non per insilato di mais ma che raccoglie praticamente il fieno preappassito, mentre l'affienamento l'allevatore di solito ha tutto il cantiere a casa e lo metti in fossa, cioè sì, infatti come un insilato sì, però invece il fasciato è un altro discorso. A fasciato è un altro discorso, tu praticamente fai delle rotobale con la tua imballatrice, poi hai uno strumento che si chiama fasciatore dove la balla viene fasciata un certo numero di giri in modo da creare praticamente un ambiente anaerobico, quindi avviene una fermentazione all'interno della balla, è come se avessi un insilato, insomma, ecco. È più facile quello fasciato rispetto all'insilato. Diciamo che fare il fasciato l'allevatore ha tutto di solito il cantiere, perché ti serve soltanto un fasciatore con una macchina molto semplice, oltre alla rotoimballatrice che normalmente uno ha, insomma, se ha il cantiere per la raccolta, la faccia condizionatrice, il voltafieno, l'andanatore e la rotoimballatrice col fasciatore. Comunque fatto un passaggio di girello di andanatore sì, perché lo devi raccogliere. Sì. Sì, qui praticamente verrà falciato e condizionato, probabilmente girellato una volta per vedere di far perdere acqua velocemente, un giorno, forse 2 a seconda della temperatura e dell'andamento climatico, e poi praticamente l'andanatura e la raccolta. Sto pensando Sì, è un fieno silo. Esatto, alle molte realtà che non hanno aziende zootecniche, ce ne sono tantissime, almeno nella parte alta della pianura dove vivo io, l'alta pianura. Molte aziende, cioè molti agricoltori o anche part-time non hanno macchine, no? Allora, un sistema così te lo fa il terzista, poi tu vendi la balla allo zootecnico che magari viene anche da lontano, perché a quel punto lì la balla sta in campo tutto il tempo che ti serve o te la porti in magazzino, no? No, te la devi portare via una volta prodotta, perché se si bagna peggiora la qualità. Non è facile fare fieno. Si è già fasciato anche? Come? No, se è già fasciato, anche se ci piove. Ah, se è già fasciato, sì, se è già fasciato, però se devi fare delle altre operazioni lo devi togliere dal campo, insomma. A quel punto lì lo zootecnico successivo, quindi se hai un terzista, lo zootecnico se la viene a prendere, non hai bisogno dello zootecnico a 5 km da casa. E questo... No, però bisogna tener conto praticamente che il ballone fasciato ha un peso molto elevato, costa abbastanza nel trasporto per un valore del prodotto che non è quello del fieno, insomma, ecco.
Quindi la cosa sta in piedi, sai, lo zootecnico. La cosa sta in piedi se tu te lo produci e te lo utilizzi in azienda. Già a spostarlo di qualche chilometro devi fare due conti, insomma. Ecco. Secondo me non puoi fartelo fare dal conto terzista, perché arriva un momento in cui tu devi sfalciare, devi raccogliere. Non è che se il conto terzista ha il preappassito in campo e dice oggi io non posso venire, tu lo puoi lasciare lì un giorno in più perché rovini tutto, insomma. Quindi ci sono dei tempi obbligatori che sono condizionati dall'andamento climatico, e se abbiamo 15 giorni di tempo variabile o che piove in maggio possiamo rovinare anche tutto, insomma. Quindi il tempo è molto importante. Questo sarebbe pronto? O ci manca poco? No, adesso aspetteremo per una settimana decisione e valuteremo. Non c'è un momento in cui è pronto, perché essendoci diverse essenze, diverse tipologie di piante, ce ne saranno alcune che saranno pronte e alcune saranno un po' più in ritardo, insomma. Aspetteresti la maturazione latte dei cereali qua? Neanche. In teoria potresti aspettare questa, però sai che il valore nutritivo della fibra peggiora mano a mano che vai avanti, e quindi devi fare una scelta se guadagnare qualcosa in quantità e in energia, ma non vai alla maturazione cerosa o lattea delle cariosti, che vuol dire a fine maggio. Devi andare alla piena spiegatura, sostanze delle graminacee. Qui è abbastanza simile come parte di graminacee, sempre lo ietto, avena bianca, avena nera, però era stato inserito il 50% di pisello foraggero, che è nato molto poco per i problemi che vi ho detto prima, e vedete anche la massa, si sono sviluppate soltanto le graminacee, e con una massa complessiva che è sicuramente inferiore a quella che abbiamo visto nei miscugli precedenti, insomma. Quindi da valutare quando abbiamo delle leguminose all'interno, forse l'aumento anche della quantità di seme di pisello, e sicuramente deve essere seminato in condizioni migliori del letto di semine. Io ho portato il raro esempio del pisello. Sì, se vedete i fiori, sì, qualche pianta c'è, ma ovviamente non è il 50% dell'erbaio che doveva essere. È rimasto un 1% di quel 50. Sì, quel 51. No. Anche questo, ci sono due tipologie di avena e un frumento da foraggio. No, sono selezioni di frumenti di solito da foraggio che sono stati selezionati principalmente in Francia. Non saprei dire la produzione, se li mandiamo a granella, ma sono stati selezionati, sono più alti di quelli da granella e tendenzialmente hanno una conformazione del culmo diverso, cioè un po' più sottile e che tende a perdere acqua più facilmente, perché il vero problema di fare del fieno in primavera è sempre quanto tempo serve alla graminacea, anche condizionata, quindi schiacciata, a perdere la quantità d'acqua che mi serve per poter essere o insilata o meglio affienata. Troppo dura. Sì, ho la capacità anche di trattenere l'acqua all'interno dei tessuti, all'interno del culmo, cosa che ad esempio nell'aloiessa produce una massa molto elevata, si sviluppa molto, ma ha questa difficoltà a perdere acqua. Qui in questo miscuglio è stata introdotta la veccia, ma anche qui si vede abbastanza poco. Discutevamo prima con il signor Carlo, mentre camminavamo, della difficoltà di seminare poi questi miscugli, perché se pensate alle dimensioni dei semi, ad esempio pisello rispetto all'avena o al trifoglio, nella seminatrice meccanica durante la semina c'è sicuramente una demiscelazione, per cui
spesso non è uniforme anche la distribuzione, e questo è un problema che mi sembra che in Italia non consideriamo abbastanza, o io non saprei come risolvere, insomma. Ci sono delle aziende che hanno fatto dei sistemi alveolari per cui i semi vanno giù, perché c'è anche nei sorresi dei vigneti questo problema. Sì, Uno che sta cominciando a introdurre delle... Sì, ma il problema è nel miscelatore e nella tramoggia principale. Nella movimentazione dell'aspo c'è una demiscelazione, per cui i semi più piccoli tendono probabilmente dopo un po' di strada a depositarsi sotto, anche per gravità o per movimentazione. I semi più piccoli, ad esempio, sono quelli del trifoglio. Anche qui abbiamo soltanto graminacee, frumento, avena e triticale che spesso spesso usato per fare un insilato in monospecie, e qui è utilizzato come sempre con l'idea di affienarlo o di insilarlo, insomma, ecco. Però il triticale è un ottimo prodotto in miscela anche con l'orzo per poter fare degli insilati, però a maturazione cerosa. La maturazione cerosa, che prevede obbligatoriamente l'insilamento, ha degli aspetti e delle complicazioni di tipo diverso, insomma. La finestra di raccolta è molto breve, perché il passaggio dall'alimentazione cerosa a quella diciamo che non è, dove la pianta non è più disponibile a essere compressa nell'insilamento, è una finestra molto breve, insomma. Quindi spesso si fanno degli insilati che potenzialmente sono molto buoni e dopo si fa fatica ad eliminare l'aria all'interno della massa, per cui l'insilato al momento del desiselamento si presenta con caratteristiche non idonee. E questo è l'unico dove sono stati inseriti 3 tipologie di trifogli, insomma. Lo ieto italico sempre quasi al 50%, quindi la metà, e 3 tipologie di trifogli, anche qui scarsamente presenti, ma qualcosa si vede, insomma. Anche il trifoglio non è facilmente affienabile, non è un'essenza amata dagli allevatori, proprio per il fatto che alcune del culmo abbastanza grossolano, anche se ha un buon valore nutritivo, se riuscissimo ad affienarlo bene, e quindi obbligatoriamente dovremmo anche questo utilizzarlo come insilato. È difficile fare un buon fieno con presenza di trifogli. Ecco, questa è un po' una veloce carrellata, forse se avessimo avuto più tempo si potevano diciamo, esaminare molti altri aspetti, ma se avete qualche domanda, al di là del tempo che abbiamo perso sbagliando strada, scusate ancora.